Ben trovati telespettatori di 7 Gold, ancora una volta insieme con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto appuntamento settimanale il mercoledì alle 13 sul canale 15 del Digitale Terrestre. Una trasmissione che questa settimana parla di eccellenza ma parlerà anche di promozione, perché ospite della puntata odierna è Eugenio Lovito, allenatore dell'RSC Riposto. Ciao Eugenio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito. Allora Eugenio, stai vivendo una settimana importante perché la settimana che ti porterà poi all'ultima giornata di campionato e potenzialmente con la prospettiva playoff certamente molto interessante. Sì, diciamo che siamo a 90 minuti dal primo dei nostri 3 obiettivi. Certo, perché poi ci sono i playoff che sono molto impegnativi. E anche le semifinali di Coppa, però Certo. Diciamo siamo abituati a ragionare partita dopo partita come si suol dire, quindi il pensiero al momento è soltanto a questa trasferta. Eugenio, tu sei arrivato a stagione inoltrata, quindi hai trovato una squadra comunque già altissima in classifica. Credo che non sia stato poi tanto facile entrare nel meccanismo di una squadra che comunque era già rodata. Diciamo che ho avuto la fortuna veramente di trovare un gruppo, una squadra dei calciatori che si sono messi dal primo giorno a disposizione, completa disposizione. E quando è così, diciamo, per l'allenatore, diciamo che il compito è un po' più facile, ecco. Grazie appunto a questa disponibilità comunque sia c'è stato un veloce apprendimento da parte della squadra, quelli che sono i miei principi di calcio comunque sia. Infatti abbiamo comunque sia prodotto buoni risultati che al momento ci fa stare al secondo posto temporaneamente, perché ancora abbiamo 90 Ci sono minuti. altri 90 minuti intensi da Esatto. vivere. Quando arriveranno i playoff, la squadra probabilmente deve essere pronta anche dal punto di vista mentale. Lo è la tua? Allora sì, perché praticamente con noi, comunque sia con la società, stiamo lavorando, sotto la mia gestione, stiamo lavorando principalmente per cercare di recuperare tutti gli acciaccati che c'erano, perché ho trovato una squadra piena di ragazzi infortunati, acciaccati, e quindi l'obiettivo principale è recuperare tutta la Certo. squadra. In maniera tale che io possa avere più scelta, ma giocatori, ripeto, comunque sia importantissimi per quanto riguarda il gruppo, e siamo quasi al 95% del potenziale della squadra, e quindi sì, ci stiamo facendo per farci trovare appunto pronti in Chiaro. questo mese di fuoco che a noi ci attende. Se il gruppo è al completo, probabilmente, come hai detto bene tu, hai più chance per poi giocarti le 2 finali che insomma speri che arrivino. Esatto, ma ripeto, siccome sarà un mese molto impegnativo, c'è bisogno di tutti. Ho la fortuna veramente di trovare un gruppo, una squadra, un gruppo veramente unito, coeso, che basta guardarli dentro lo spogliatoio quanto si rispettano l'uno con l'altro, e quello è una grande forza di questa Certo, squadra. indubbiamente. Ad oggi diciamo che stiamo un po' patendo il primo caldo, Ma quello un po' tutti, però diciamo che ci stiamo preparando per quando servirà dare veramente tutto quello che c'è da dare. Una domanda però che mi viene spontanea, ma l'RSC Riposto, Russo Sebastiano Riposto, è pronta per l'eccellenza? Guarda, il salto di categoria inevitabilmente comporta qualche modifica, è normale. E ne avete già parlato, scommetto? No, eh? no, 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 Ah, no, ancora no, nulla assolutamente, è perché venuto noi fuori. non siamo in eccellenza, siamo È in giusto, promozione, è giusto, deve è finire il giusto, è campionato, giusto. abbiamo i playoff e abbiamo semifinale di Coppa. Però inevitabilmente ci sono già passato in passato, nel momento in cui sali di una categoria, le categorie esistono per questo, è ovvio che bisogna modificare o sistemare qualche cosa, ma diciamo che ho la fortuna di aver trovato, al di là del gruppo forte come calciatori, una società unita, una vera famiglia, che è difficile trovare ad oggi. Assolutamente, nel calcio dilettantistico, soprattutto quello siciliano. Società forti, è una società storica, ma è forte proprio come famiglia, è veramente unita, ed è quello che mi ha sorpreso sin dal primo giorno che io sono È un entrato. punto di partenza probabilmente fondamentale. Sì, perché le basi sono solide, quando c'è una piramide la base deve essere solida, e qui c'è una base molto solida sulla quale lavorare. Bene, allora iniziamo la nostra puntata, lo facciamo subito con il campionato di Serie D, anche se insomma questa domenica non ha giocato.
Turno di riposo domenicale, ma comunque di nuovo tutti in campo direttamente domenica 2 aprile. Eccolo qua il tabellino degli incontri: Catania FC Lamezia Terme, FC Trapani Castrovillari, Licata Calcio San Cataldese, Locri 1909 Cittanova, Paternò Città di Sant'Agata, Ragusa Calcio Santa Maria Cilento, San Luca Real Aversa 1925, Mariglianese Canicattì ed infine Vibonese Calcio Città di Aciriale. Domenica si è giocata soltanto la partita di recupero tra Vibonese Calcio e Canicattì, è finita 3-1 per la squadra di Modica. Eugenio, diciamolo pure, un campionato di Serie D molto segnato già da un risultato che tra settembre e ottobre probabilmente era già stato deciso, no? Un Catania, una spanna decisamente sopra tutte. Sì, diciamo che l'investimento è stato importante per una squadra che non c'entra niente con queste categorie, è ovvio, quindi diciamo che già a inizio anno si parlava di un Catania che avrebbe distrutto il campionato e lo ha fatto, e comunque sia, diciamo che di riflesso, confrontandomi anche con allenatori di Serie D, le società, molte società non hanno ridimensionato esatto, anche. hanno investito sui giovani per farsi trovare pronti per l'anno successivo, in maniera tale che non spendevano, tra virgolette, grandi cifre inutilmente, perché già si sapeva che il Catania avrebbe distrutto il campionato, ma anche se le altre si sarebbero attrezzate, perché è veramente un organico importante di altre categorie, per investire appunto l'anno successivo in Serie D. Infatti secondo me l'anno prossimo in Serie D sarà una bella Serie D. Una bella Serie D perché, come hai detto bene tu, c'è stato questo anno zero per cui molte squadre si sono già preparate soprattutto per gli under, che diventano fondamentali, così come lo sono anche in fondo nell'eccellenza e in promozione. Assolutamente, io per forma mentis mia un under deve giocare indipendentemente dal regolamento, se condivido merita, appieno questa scelta. A me piace lavorare tanto con i ragazzi e quindi deve giocare se merita. Ma al di là di quello, inevitabilmente in Serie D, essendoci 4 under obbligatori, inevitabilmente devono essere under importanti e preparati per la categoria. E quelli che ti fanno la differenza probabilmente ti fanno anche vincere la partita e spesso e volentieri anche il campionato. Chiarella e Vitale ci insegnano sicuramente qualcosa. Assolutamente. Bene, adesso voltiamo pagina perché parliamo subito dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Si è giocata la 12ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino degli incontri. Nis FC batte Resultana San Lorenzo 3-1, Nuova Città di Gela batte Parmonval 3-0, Acragas 2018 batte Cus Palermo 4-0, pareggio tra Castellammare e Profavara 2-2, Casteldaccia batte Don Carlo Misilmeri 4-1, Enna Calcio batte Oratorio San Ciro e San Giorgio 3-0, Leonfortese Mazzara Calcio 2-2 ed infine Mazzarese.2 batte Unitas Sciacca 2-0. In testa, appaiate al primo posto, Enna Calcio e Acragas, scontro diretto che insomma arriva proprio domenica prossima. Ma guardiamo il tabellino degli incontri proprio per quanto riguarda la 13ª giornata di ritorno. Acragas 2018 Enna Calcio, Casteldaccia Resultana San Lorenzo, Nis FC Leonfortese, Oratorio San Ciro e San Giorgio Don Carlo Misilmeri, Parmonval Cus Palermo, Profavara Nuova Città di Gela, Mazzarese.2 Castellammare, Unitas Sciacca, Mazzara Calcio. A questo punto sarà lo scontro diretto a decidere chi vincerà questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo comunque la classifica perché anche la griglia dei playoff è certamente molto interessante. Al primo posto Enna Calcio ed Acragas 2018 con 65 punti, 55 punti per il Profavara, con 50 Don Carlo Misilmeri insieme alla Mazzarese.2, 43 Mazzara Calcio, 41 Unitas Sciacca, 32 Casteldaccia, 31 Nis FC, con 29 Castellammare, 27 Oratorio San Ciro e San Giorgio, 26 per Resultana San Lorenzo, Leonfortese e Nuova Città di Gela, con 23 Cus Palermo. Chiude la classifica la Parmonval con 8 punti. È veramente un terno all'otto a questo punto la griglia playoff, legata anche e soprattutto
nello scontro diretto tra Enna ed Agragas. Attualmente sono 10 punti di distacco dal Pro Favara, quindi in questo momento non ci sarebbero playoff e la seconda classificata andrebbe già direttamente alle finali nazionali. Certamente ci ha sorpreso in positivo questo girone A del campionato di eccellenza. Come andrà a finire secondo te questa guerra infinita, questa battaglia infinita tra Enna ed Agrigento? Guarda, io conosco molti più calciatori dell'Enna che comunque hanno giocato più sul catanese, però entrambe le squadre per arrivare fino alla fine a 10 punti di distacco dalla terza a questo punto, vuol dire che i valori sono molto simili, quindi ancora 3 giornate al termine. Bisogna osservarlo. Quindi tu pensi che a questo punto lo scontro diretto non è detto che sia decisivo? Non è detto, perché dipende intanto dalla terza. Sì. Se la terza riesce a mantenere il rullino di marcia della seconda e della prima, comunque sia è tutto. Aspettiamo queste 3 giornate, ecco, perché in base a queste 3 giornate per come andranno si vedrà. Anche perché dopo lo scontro diretto la partita più difficile ce l'ha comunque l'Akragas, che va a giocare contro la Don Carlo Missilmeri, mentre l'Enna invece gioca con la Parmonval, che è già quasi retrocessa, anzi già retrocessa. Questi sono aspetti determinanti a fine del campionato, quando tu vai a incontrare comunque sia squadre che necessariamente si devono salvare, magari giocano col coltello fra i denti, chi vuole entrare nella griglia playoff, chi non ha nulla da perdere perché comunque sia sono salve o sono già retrocesse, comunque sia sono aspetti determinanti. Tra l'altro sottolineo anche che nell'ultima giornata c'è lo scontro diretto tra Pro Favara ed Enna Calcio. È veramente intenso, proprio a dimostrazione che quest'anno veramente l'eccellenza, sia il girone A che il girone B, ci ha regalato bellissime emozioni. Per intanto ci guardiamo le emozioni comunque legate alla bella vittoria dell'Akragas 4-0 contro il PUS Palermo. Abbiamo affrontato un avversario che veniva da 6 risultati utili consecutivi e che aveva messo in difficoltà squadre importanti. La squadra ha approcciato bene l'incontro, determinato sin dall'inizio, già da subito potevamo sbloccare il match, poi chiaramente dopo il rigore e l'espulsione dell'inizio del secondo tempo il compito è stato più agevole. Noi abbiamo pensato soltanto al PUS Palermo, non abbiamo pensato al resto del campionato, perché sappiamo che ogni partita è una finale per noi, quindi siamo entrati con la giusta mentalità, la giusta concentrazione e abbiamo fatto quello che dovevamo fare e portare 3 punti a casa. La partita di domenica, il risultato di domenica sarà un risultato che consentirà a l'una all'altra di avviarsi verso la Serie D. Sappiamo che è una partita importante, sappiamo che la gente si aspetta una grande prestazione da parte nostra. Noi già da domani penseremo a prepararla nel migliore dei modi, con la consapevolezza che ci giocheremo la nostra partita nel miglior modo possibile per cercare appunto di portare tutta la posta in palio a casa. Si preparano da sole queste partite, forse è più difficile preparare quella di oggi che quella con l'Enna. Sono contento per il gol, sono contento per la gente che è venuta fino a qui a sostenerci e come ho detto poco fa pensiamo già direttamente a domenica e va bene così. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Beh, anche l'Enna, devo essere sincero, ha giocato una grande partita contro l'Oratorio San Cile e San Giorgio. Un'Enna costruita
su una squadra che già ha avuto la possibilità qualche anno addietro di vincerlo questo campionato di eccellenza. Parliamo del Giarre, buona parte dei giocatori appunto dell'Enna facevano parte di quel gruppo mitico che stravinse il campionato di eccellenza con la guida di Gaspare Cacciola. Sì, giocatori comunque sia determinanti, carismatici, anche di categoria superiore, che guidati comunque sia il professore comunque sia, perché È vero. il mister è un veterano di queste categorie e E di campionati ne ha vinti tanti. esatto, e sa perfettamente come gestire questi spogliatoi, sa perfettamente le dinamiche. Io ho avuto suo figlio a Taormina l'anno scorso e posso dire che il frutto non cade mai lontano dall'albero. Mi piace questa definizione, complimenti. Guardiamoci la vittoria 3-0 dell'Enna Calcio contro l'Oratorio San Ciro e San Giorgio. Un cordiale saluto e bentrovati con la 27esima giornata del campionato di eccellenza siciliana. Nel girone A mancano 3 partite, l'appuntamento più importante, quello fissato in calendario, è del 2 aprile, Esseneto di Agrigento, Agragas contro Enna, probabilmente varrà un campionato. Prima però la formazione giallo-verde di mister Pippo Strano deve superare l'ostacolo Oratorio San Ciro e Giorgio nell'ultimo turno pari amaro dell'Enna. Per 0-0 sul campo delle Casteldaccia è stato scoppiettante invece quello dell'Oratorio San Ciro e Giorgio 4-4 contro il Cus Palermo. Si parte col film del primo tempo con le immagini a cura di Enzo Fallica. 1 minuto, o meglio 36 secondi, Sesai va a vuoto in maniera clamorosa. Agudiak scarta il regalo, fa 1-0, il Toro porta in vantaggio l'Enna, ma che regalo quello di Sesai, che regalo quello dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, padroni di casa che dunque sbloccano il risultato quando al 10° di gioco, stavolta dalla sinistra, mentre Pippo Strano osserva dalla tribuna Escaletta recuperare il possesso, cercare spazio, crossare col destro, non è il piede preferito ma trova Agudiak che in girata va a sibilare il palo. Minuto 11, il rinvio di Sesai diventa l'assist migliore per Cardinale davanti al portiere Caruso, tutto solo, va di mancino di controbalzo, mette al lato. Minuto 19, Sessa chiede e ottiene lo scambio con Prestia, ancora Sessa per vie centrali, sfonda, cerca il tentativo troppo schiacciato tra le braccia di Sesai. Al 22esimo il gioco viene interrotto per questa curiosa invasione di campo. Si resta dunque sull'1-0 al generale Gaeta. Noi scorriamo fino al minuto 29, non cambia il copione giallo-verdi in zona offensiva. Caronia cerca spazio per il mancino, poi invece ha il destro deviato, Cocimano apparecchia, Sessa va a concludere, la mette fuori. Minuto 37, ultima occasione della frazione, il cross di Caronia trova Cocimano da buona posizione, mette alto oltre la traversa. Fine primo tempo al generale Gaeta di Enna, conduce 1-0 l'Enna sull'Oratorio San Ciro e Giorgio. Fin qui decide il gol dopo 36 secondi da parte di Ivan Agudiak. Ci trasferiamo al film della ripresa. Nell'intervallo un bello spettacolo con tutto il settore giovanile giallo-verde sul rettangolo verde dello stadio di Enna. Dicevamo ripresa, 46esimo, Sessa apre per Agudiak, l'argentino trova spazio, mette il cross dentro, non riesce Cocimano a intervenire in maniera pulita per la conclusione. Al 49esimo, dopo una rimessa laterale, Caronia cerca il primo palo, colpisce il legno. Minuto 55, dopo tanti sforzi viene premiato l'affondo da angolo da parte di Zappalà, che riesce a risolvere questa contesa in area di rigore, a fare 2-0. La zampata del difensore per il raddoppio dell'Enna. Aveva iniziato sicuramente meglio la ripresa la formazione giallo-verde, mantenendo un dominio che invece si era visto per tutto l'arco dei primi 45 minuti. 58esimo, punizione di Sagnong, sfiora il gol del 2-1 l'Oratorio San Ciro e Giorgio, mentre Prestia con questo tocco di esterno impegna il portiere in calcio d'angolo. Entra Guzzardi per Scaletta. Siamo al 65esimo quando il cross di Caronia viene intercettato. Ancora Caronia va sul pallone, viene atterrato nettamente, calcio di rigore. Non protesta nemmeno l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Sul punto di battuta ci va Totò Cocimano, la rincorsa, Sesai intuisce il pallone, torna ancora Cocimano che stavolta non può proprio sbagliare, arriva il tris dell'Enna, ancora un colpo, l'ennesimo in questo campionato di Totò Cocimano. Minuto 70, entrano Carioto e Federico per Caronia e Sessa. Minuto 75, tocca a Bonanno per Zappalà. Minuto 81, ultimo cambio con De Giovanni che va a rilevare Cocimano. 92esimo, i gol potrebbero diventare 4, sfortunatamente
sfortunato Cariodo, assistito proprio da De Giovanni, cerca il destro, colpisce il terzo legno della giornata per l'Erna, triplice fischio al generale Gaeta, la formazione di mister Pippo Strano batte 3-0 l'oratorio San Ciro e Giorgio e si prepara alla sfida più importante dell'anno. 2 aprile, Neto di Agrigento sarà Agragas Enna, varrà il girone A di eccellenza siciliana 2022-2023. Una battuta d'arresto invece domenica inaspettata, quella della Don Carlo Misilmeri contro il Casteldaccia. Vorrei proprio capire che cosa succede a Misilmeri. Beh, guarda, scattano dinamiche nello spogliatoio, in campo, in base, ripeto, a chi affronti, la classifica e le motivazioni. In questo finale di campionato contano tanto le motivazioni. C'entra anche tanto, abbiamo assistito a una domenica molto calda, forse la più calda fino adesso. Penso proprio di sì. Io ho potuto constatare personalmente comunque sia che i calciatori in campo il primo caldo lo sentono sempre, quindi ripeto, a fine campionato contano tanto le motivazioni, però non possiamo andare a sentenziare i risultati mancati di alcune squadre perché scattano dinamiche dentro lo spogliatoio che noi da fuori non possiamo sapere. Altro scontro importante, quello di domenica tra la Nissa e la Resuttana San Lorenzo. Resuttana San Lorenzo che perde 3-1 con la possibilità a questo punto per la Nissa, insomma, di salvare una stagione che è stata molto tribolata. Sì, diciamo che mancano 3 giornate e come dicevamo poco fa è ancora tutto in ballo. Uno rischia di essere anche ripetitivo, contano le motivazioni. La domenica, quegli ultimi 90 minuti delle ultime giornate contano le motivazioni. Chi ha più fame vince. Beh, indubbiamente la Resuttana San Lorenzo doveva assolutamente fare i punti, dato che era uno scontro diretto. Perderlo certamente fa ripiombare la squadra palermitana nella zona pericolante, dove c'è tra l'altro anche una Leonfortese in picchiata. Sì, è anche un Cus Palermo che in base al calendario, per come si è impostato, secondo me potrebbe tentare la sorpresa nella parte finale della stagione. Sono 3 partite, sono 9 punti. Voglio chiudere il discorso riguardante il girone A del campionato di eccellenza parlando della Mazzarese.2 che si conferma comunque certamente una squadra importante in questa stagione. I punti di distacco probabilmente gli impediranno di giocarsi i playoff, però rimane una stagione importante. Chissà cosa succederà la prossima stagione, chissà se arriverà questa benedetta fusione con il Mazzara. Ma guarda, Mazzara è un ambiente piacevole. Io che sono di Palermo ho frequentato tanto quel lato della Sicilia, ecco. È un ambiente piacevole. Fare una fusione tra 2 società è sempre secondo me la cosa migliore, perché unire le forze invece di farsi guerra a vicenda è la cosa più importante. Anche perché nella vicina Marsala finalmente, anche se quest'anno è andata come è andata, si stanno già organizzando per una stagione importante il prossimo anno. Marsala e Mazzara da sempre sono state antagoniste, no? Come diciamo un po' tutti i paesi che sono vicini, ecco. Guardiamoci a questo punto gli highlights. Mazzarese.2 che vince in casa contro l'Unitas Sciacca. Calcio d'angolo, pallone sul secondo palo, colpo di testa tentato, attenzione, gol! Ed è subito gol! Ha segnato Perrone, Galfano irresistibile sulla fascia, pallone benissimo al centro, ottimo il cucchiaio e sbaglia questo pallone! Buono la borda per Olbebor che spara subito! Allarga Mistretta per King, possibilità di tiro per King, ma insomma arriva la gran parata. Pallone in avanti, si libera Mistretta e tenta una conclusione a girare. Pallone in avanti ancora e alla fine arriva il tiro di corso. Adesso Messina cerca di lanciare Mistretta che ha del campo libero, attenzione Mistretta, pallone, ma è Furnari come un gatto
Ottima la prestazione di Perrone. A destra attenzione, King vince un contrasto, si avvia, pallone per Mistretta. Mistretta prende la mira, viene affrontato per l'arbitro, non c'è niente. Buono il pallone per Obebor, ancora Obebor. Gran tiro di controbalzo di Obebor quando siamo al 44esimo. Maniscalco, ancora Maniscalco. Mistretta e vediamo. E Genesio porta il pallone fuori dallo specchio della porta. Pallone buono per Lettieri. Bellanca, attenzione, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta della Mazzarese. Adesso pallone in avanti per la Mazzarese. Pallone per Angileri, vediamo, e arriva l'autogol del numero 2, Mamone, il numero 2. Ed è finita proprio adesso la partita, 2-0 qui allo stadio Nino Vaccara. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Voltiamo pagina perché adesso parliamo subito del girone B. Anche qui si è giocata la 12ª giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati di domenica. Nuovi Gea Virtus batte Real Siracusa Belvedere 3-0. Città di Taormina batte Santa Croce 2-0. Modica Calcio vincente 3-0 a tavolino contro la Virtus Ispica 2020. Siracusa Calcio batte Città di Acicatena 5-0. Ionica FC, Città di Comiso 1-1, Milazzo batte Rocca Acquedolcese 2-0, Mazzarone Calcio batte Nebros 3-1 ed infine Leonzio 1909 batte Palazzolo 3-1. Anche qui un vantaggio minimo per quanto riguarda la nuova Igea Virtus, ma che comunque permette ancora alla squadra di Barcellona Pozzo di Gotto di essere leader in questo girone B del campionato di eccellenza. Ma guardiamo la classifica al completo. La squadra di Ferrara al primo posto con 59 punti, con 58 Siracusa Calcio e Città di Taormina, 48 punti per la Leonzio, con 47 Modica Calcio, 40 punti per la Nebros, 38 punti Mazzarone Calcio, con 36 Real Siracusa Belvedere, 35 Rocca Acquedolcese, 34 punti per la Ionica FC, con 33 Città di Comiso, 32 Milazzo, 31 punti Santa Croce, 22 SC Palazzolo, 15 punti per il Città di Acicatena, chiude la classifica la Virtus Ispica con 12 punti. Da sottolineare il punto di penalizzazione. Beh, iniziamo con una realtà che tu hai conosciuto ad inizio stagione, iniziamo dallo scontro tra Città di Acicatena e Siracusa Calcio, ma raccontici un pochettino quello che non sappiamo, che cosa è successo ad Acicatena ad inizio stagione? Diciamo che ho lasciato per motivi personali abbastanza seri, perché non sono una persona che lascia. Quindi non ci sono delle divergenze tecniche di base? No, assolutamente, Okay. assolutamente. Mi dispiace ad oggi vedere la Cicatena in quella posizione, non conosco, perché diciamo la maggior parte della squadra è stata rivoluzionata e potenziata, non conosco i nuovi calciatori, mi dispiace tantissimo per i ragazzi, per i giovani che ho lasciato, perché avevamo Un bel gruppetto. Avevamo un gruppetto di squadra di ragazzi giovani veramente, 2004-2005, molto interessanti, che finché c'ero io hanno sempre dato l'anima
e le squadre che ci hanno sempre affrontato diciamo che se la sono sempre vista molto brutta, anche le più grosse. Certo sarà un po' difficile adesso tirarsi fuori da una possibile retrocessione. Sì, diciamo che la situazione si è molto complicata e ripeto, mi dispiace. Benissimo, però non voglio approfondire chiaramente il discorso più di tanto, perché tu adesso hai una nuova realtà Esatto. che devi seguire con grande impegno, anche perché l'obiettivo, credo, del riposto è quello veramente di ritornare in eccellenza, da cui manca veramente da tantissimo tempo. Assolutamente, siamo vogliosi, lo spogliatoio freme, la società freme, abbiamo una voglia enorme di conquistare questo importante traguardo per questa società importante, storica, e tanti ragazzi, anche ex ragazzi, diciamo, perché abbiamo tanti ragazzi abbastanza grandi che vogliono torsi una bella soddisfazione. Un gruppo maturo serve, soprattutto per la categoria. Assolutamente, sono tanti ragazzi grandi, abbastanza grandi, anche più grandi di me, addirittura. che vogliono togliersi questa bella soddisfazione contro chi magari li dava per bolliti, ecco, diciamo così. Giusto. Vedremo come andrà a finire. Per intanto comunque ci guardiamo la vittoria fuori casa pesantissima del Città di Taormina 2-0 contro il Santa Croce. Ventisettesima e quartultima giornata del campionato di eccellenza. Il Città di Taormina viaggia alla volta del Kennedy per affrontare il Santa Croce. Arbitra l'incontro il signor Davide Patti della sezione di Palermo. Nel corso del 7° minuto difende questa palla in aria Cannavò, sugli sviluppi la rimessa di Eceverria, termina a terra Antonio Cannavò e l'arbitro indica il dischetto, il contatto con Restivo, siamo un po' impallati dal palo, non ha avuto dubbi l'arbitro e calcio di rigore. Va dal dischetto quindi Antonio Cannavò, 14 fin qui le reti in campionato per il Gallo, intuisce Susino, la palla sul palo poi messa dentro da Gagliardo, alto il tiro di Lucarelli, ha fallito dal dischetto Antonio Cannavò, Lucarelli lo spunto, palla messa dentro Susino, manca l'intervento, poi spazza via la difesa del Santa Croce, punizione di Russo che non inquadra la porta. Intercettato il tocco di Lemura verso Cotino, adesso Lemura stende Greco che si stava lanciando in contropiede ed è inevitabile il secondo giallo mostrato a Salvo Lemura dall'arbitro Patti. Al 38esimo il Città di Taormina resta anche in 10. Tocco dentro sul Russo che ha un buon movimento, il tiro di esterno, Cirnigliaro, gran colpo di Reni, resta lì però il Santa Croce. C'è Denny Biondi pronto ad alimentare l'azione, il colpo di testa, un buon movimento di Charlie Famà, il pallonetto che termina alto sull'uscita di Susino. Generoso, un po' di campo, va da solo Generoso, non lo tiene Ferraù, il tocco su Ruffino che calcia col destro. Soluzione imprecisa, c'è Ferraù sul punto di battuta, la palla dentro, Susino fa una gran parata, poi Ravalli salva tutto su Charlie Famà. Parata incredibile di Susino su Cannavò. Rimessa dentro Fama col sinistro, il Città di Taormina è in vantaggio, ha risolto la mischia in area Charlie Fama, sono 6 i suoi gol in campionato. Corner di Assenzio, arriva fuori, c'è Pantano col sinistro, Susino vola ancora. Il lancio di Assenzio, Famà è partito dalla sua metà campo, è tutto regolare Famà, pilota palla dentro l'area di rigore, il tocco dentro arriva Lucarelli, il Città di Taormina chiude la partita al 94esimo, il 10° gol in campionato per Max Lucarelli, l'assist di Charlie Famà. Arriva qui il triplice fischio del signor Patti della sezione di Palermo, grande vittoria dei ragazzi di Marco Coppa in 10 dal 38esimo, con un'eccellente ripresa. Portano a casa questo 2-0 in casa del Santa Croce. Devo riparlare di un'altra tua ex squadra però, Eugenio. Voglia. Città di Taormina, bellissima comunque esperienza, un po' macchiata dal Covid, sei arrivato a Taormina nel momento più sbagliato probabilmente del tuo inizio carriera. Ma guarda, Taormina mi è servito per crescere, mi è servito per crescere su tanti aspetti, nonostante ho subito una bella ingiustizia che tutti sanno, però bisogna accettarla e ti fanno crescere, fanno capire tanti errori che tu hai fatto e
e come affrontarli e non ripeterli Ti soprattutto. servono poi per il proseguo appunto della tua carriera, no? Assolutamente, infatti sono grato al Taormina, a Città di Taormina, per questi 2 anni trascorsi importanti, perché ho conosciuto tanti ragazzi giovani, importanti. Veramente, posso dirti che io ho passato 2 anni belli. Poi purtroppo si sono conclusi male, ma che vogliamo dire? Questo è il calcio, questo è il mestiere che ci siamo scelti. Questo è il mestiere che vi siete scelti, credo che sia la giusta definizione. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Un Taormina che a questo punto anche lui tenterà questo aggancio al primo posto, perché è veramente a un passo dalla vetta. Sì, c'è un gruppo forte. A Taormina c'è un gruppo forte, una società forte che spinge tanto, vogliono l'eccellenza e ci crederanno fino alla fine, perché conosco tanti elementi che ci sono lì e vogliono conquistarla con tutto loro stessi, ecco. Quindi diciamo, per questo dico io che queste 3 giornate finali saranno fondamentali. E ci piace perché è la conferma che quest'anno veramente l'eccellenza ci ha regalato delle emozioni bellissime. Abbiamo parlato poc'anzi del girone A, ma anche questo girone B non scherza. Questo campionato di eccellenza, come il campionato, come il girone B, come il girone A, è una conseguenza, secondo me, della Serie D, che ha lasciato tanti giocatori importanti, e questi giocatori importanti sono scesi di categoria, perché se noi andiamo a guardare Modica, che non parliamo dei primi 3, certo. Modica che è quinto, dal Modica in su, ma anche nell'altro girone ci sono tanti giocatori che l'anno scorso facevano Serie D e anche Serie C. E non è una casualità, secondo me è una conseguenza del Catania che doveva stravincere questo campionato. E quindi molti hanno cercato di trovare spazi anche nei campionati di serie inferiore. La Serie D non ha investito su questi giocatori importanti, e ha investito di più l'eccellenza. È vero. Certamente bisogna fare un plauso a questa nuova Igea Virtus che continua a vincere, è eliminata dalla Coppa. E secondo me, insomma, si è levato un peso mister Ferrara, perché seguire la Coppa e seguire questa parte finale della stagione è, credo, un po' impegnativo. Tu ne sai già qualcosa, perché seppur nel tuo piccolo sei in semifinale di Coppa Sicilia per quanto riguarda il campionato di promozione. Esatto, e posso confermare comunque sia che è un grandissimo dispendio di energie mentali e psicofisiche, diciamo, e l'Igea non è nelle condizioni di potersi permettere qualche passo falso, perché 59, 58, 58 sono tutte lì. E quindi non puoi permetterti di sbagliare neanche da un lato respiri. Un secondo, è vero, è vero. Comunque è andata bene, perché ha stravinto la partita che si è giocata a Siracusa 3-0 contro il Real Siracusa Belvedere. Guardiamo il servizio. In un match alla vigilia non scontato, l'Igea Virtus mostra i muscoli e grazie ad una ripresa rembante supera al De Simone il Real Siracusa Belvedere, confermandosi capolista solitaria nel girone B di eccellenza. I giallorossi, nonostante le fatiche di Coppa di mercoledì, si dimostrano squadra cinica e compatta e nel secondo tempo tirano fuori l'artiglieria pesante, trovando il vantaggio al minuto 50, quando Biondo risolve una mischia sotto porta e col destro batte Agliano, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per Giovanni Biondo invece si tratta della terza rete in campionato. Spinge la formazione barcellonese, che 6 minuti dopo raddoppia con il solito Franchina, lesto da 0 metri a deviare in rete l'ottimo lavoro di Ido Iaga, e facendo così Real Siracusa 0, Igea Virtus 2, e per Franchina è l'8º sigillo in campionato. Match che l'Igea chiude al minuto 64, quando Medina, con una super giocata, scaraventa in porta il pallone che di fatto chiude la contesa e consente ai barcellonesi di portare a casa la terza vittoria di fila e soprattutto i 3 punti che confermano i giallorossi in testa alla classifica a quota 59.
E concludiamo la prima parte della nostra trasmissione come al solito con la cartolina di Giampaolo Montineri. Ciao Ettore, ciao Gold TV, ciao Penalty. Siamo nella fase di tirare la carretta con quello che abbiamo dentro. Questi sono gli aspetti dei 2 giorni di eccellenza. Soprattutto è che ancora non hanno dato nessun tipo di finalità o finale. Ok, la finalità ancora non è arrivata. L'obiettivo nessuno lo ha raggiunto, se non quelle 2 o 3 squadre che più o meno sono salve. Ma è ancora tutto da decifrare, tutto da decidere. È vero è anche che si capisce che ci sono degli scompensi societari dalla serie già facciamo un chiore oppure ma mi sa matterare e quindi si fanno i calcoli dei budget, si fanno i calcoli delle energie, contenti e scontenti, giocatori, società che hanno questi sbalzi d'umore che si vedono la domenica, lotta per non retrocedere dove ci sono squadre che postano immagini oniriche, eroiche di soggetti in panchina, va bene, a salvaguardarli o a lanciarli nel mondo straordinario dei sogni, ma poi in fin dei conti sono, come dire, in fondo dove un po' respirano a fatica. Questo è un po' l'indotto di questa settimana che è passata. È giusto proiettarci subito perché è quella, insomma, la prima settimana di aprile, il primo weekend con il pesce d'aprile, c'è l'allineamento di tutte le partite la domenica e finalmente si arriva a questo scontro diretto tra Akragas e Enna, perché comunque almeno vediamo cosa succederà, perché queste 2 squadre stanno facendo qualcosa di spettacolare. l'Enna rimane imbattuta, ok, ripetendo un po' quello che è stato il filo conduttore del Ragusa nel girone dell'anno scorso, e allora soltanto lì, soltanto in quel momento, soltanto domenica potremo capire cosa succederà. Magari saranno 2 forze talmente tanto che si annulleranno e quindi dovranno andare a cercare la vittoria del campionato nelle altre parti della Sicilia occidentale o addirittura prepararsi a uno spareggio in campo neutro, perché potrebbe accadere. Completamente diverso l'aspetto del girone B di eccellenza, dove abbiamo messo da parte la parte, diciamo, di fantasia del Real Siracusa Belvedere che doveva fermare l'Igea, dicasi la stessa cosa per il Santa Croce col Taormina e dicasi forse anche per la Cicatena, che con questa sconfitta magari diciamo che in serie in promozione. Non si è presentata Virtus Ispica, considerate che Ispica Modica sono meno di 20 minuti di strada, e quindi quando poi viene fuori il comunicato non siamo andati perché i giocatori non hanno preso i soldi, penso che la miglior cosa è non fare il comunicato, perché non è soltanto quello di questa settimana il problema della Virtus Ispica o di altre società, sono poche società che stanno mantenendo gli impegni. Guerra aperta in zona play-out perché c'è questo Palazzolo che in casa non fa punti e deve andarli a cercare un altro posto. Adesso, tra virgolette, questo play-out sembra che debba essere fatto tra il Santa Croce e il Palazzolo. Tutte e 2 le squadre saranno in trasferta domenica, il Palazzolo a Comiso e il Santa Croce in casa della regina di questa stagione, oltre le prime 3, che è il Mazzarrone. I Racinari hanno fatto qualcosa di spettacolarmente incredibile, proprio il termine è questo, e l'obiettivo è che comunque a Mazzarrone si deve andare fino in fondo con questo album dei ricordi che sarà fra 20 anni e si ricorderà di questa grande stagione dei Racinari nel massimo campionato regionale. Ricordo che è una comunità di 5.000 abitanti con una pressione calcistica pazzesca e un grande indotto produttivo di una delle eccellenze più importanti che abbiamo in Sicilia e nel mondo, quindi l'uva da tavola di Mazzarrone. E quindi chissà come ci arriva il Santa Croce, anche ci sono degli ex, insomma diciamo che la partita sarà insidiosa e incerta, ma l'obiettivo dei Racinari ormai fino alla fine, con tutto quello che possiamo raccogliere come risultati. Tengo i capelli che c'è vento, e allora è Siracusa, Ligea e Taormina si giocheranno tutta l'ultima giornata, solo l'ultima giornata, però nessuno parla della classifica Pulsa. E perché dove parlarne io? Sapete chi è l'ultima nella classifica Pulsa?
ciao, ciao penalty, fronte all'aria, cioè non mi avete mai visto così, guarda, lo faccio apposta, non mi avete mai visto così, ciao. Grazie a Giampaolo Montineri, con lui ci rivedremo tra 7 giorni precisi, sempre qui all'interno di Penalty. Noi ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, rientreremo in studio e parleremo anche del campionato di promozione, insieme al nostro ospite Eugenio Lovito. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Prima parte della nostra trasmissione dedicata al campionato di eccellenza, perché come tutti ben sanno la Serie D si è fermata domenica, ma ritornerà in campo domenica prossima, e voglio ritornare a parlare dell'RSC Riposto perché la conferma di questo RSC Riposto probabilmente è stata nel riuscire a capire il momento giusto, forse anche per cambiare allenatore. Adesso io non so la motivazione specifica da parte della società, perché comunque la squadra fino a quel punto era in una situazione importante in classifica, e secondo me il fatto di aver poi comunque preso un nuovo allenatore era un rischio, quindi tu insomma hai pure rischiato, perché non era facile entrare in un meccanismo di una realtà che comunque era lì in classifica e il gruppo dei calciatori aveva comunque dato qualcosa di importante.
Guarda, non entro in merito della società per la decisione che ha preso, perché come abbiamo appena detto legittima, è certo. un mestiere che ci siamo scelti e dobbiamo accettarlo. Sicuramente avrà avuto le sue buone motivazioni. Io posso dirti che ho trovato una squadra un po' giù mentalmente, e che aveva bisogno di una novità. Il mestiere dell'allenatore è una parabola, c'è un inizio, c'è una fine, poi inevitabilmente non vuol dire che il mister che c'era prima era tutto sbagliato, quello che c'è nuovo è tutto giusto, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Bisogna rispettare sempre il lavoro degli altri. Il mister Seminara ha fatto un grande lavoro, aveva vinto il campionato in 3 anni che era la Russo Calcio, e tanto rispetto a lui assolutamente, perché è giusto che sia così. Io preferisco parlare del mio lavoro, infatti quando io mi relaziono sempre con la mia squadra non mi permetto mai a toccare o a giudicare il lavoro precedente, perché ognuno ha il proprio modo di vedere il calcio, e il bello del calcio è questo. È giusto. Se avessimo tutti la stessa idea di calcio sarebbe un calcio noioso. È vero, è vero. Posso dirti che però, indipendentemente dalla scelta della società, il gruppo squadra sin dal primo giorno, come ho già detto, si è messo totalmente a disposizione con massima professionalità. Si sono mostrati professionali dal primo all'ultimo elemento, e questo fa sì che un allenatore viene avvantaggiato nel mettere le proprie idee, perché vuoi non vuoi è difficile mettere idee in così poco tempo, come hai appena detto, perché il calcio è abitudine. Per creare abitudine nella testa dei calciatori ci vuole ripetizione continua, e ci vuole tempo. Infatti ad oggi piano piano stiamo arrivando nella quadratura che vogliamo, ma soprattutto nell'obiettivo principale, che è avere tutti gli elementi a disposizione per questo mese di fuoco che ci aspetta. Però è anche vero che prima del tour di fuoco dei playoff c'è questo scontro domenica, che sulla carta dovrebbe essere tranquillo, perché giocherete contro la Promende, che non ha più nulla da dire a questo campionato. Guarda, bisogna prepararle tutte al massimo, perché noi faremo i playoff. Indipendentemente da qualsiasi risultato, noi faremo i playoff, quindi è fondamentale che la tensione, la prestanza fisica deve essere al top, al massimo. Quindi indipendentemente noi dobbiamo preparare questa partita al massimo della concentrazione, al massimo della disponibilità della squadra, perché dopo questa avremo i playoff. L'obiettivo è farli da secondi, e quello è l'obiettivo principale. Certo. Ma indipendentemente da questo noi il mese di fuoco l'avremo. Certo, non c'è un forse, quindi la a squadra deve prescindere. stare tesa mentalmente. È vero, è vero, è vero. Insomma, 4 gironi intensi, 4 gironi meravigliosi. Vedremo cosa succederà domenica prossima, proprio con i risultati finali, con chi si giocherà i playoff, con chi invece si giocherà i playout, e soprattutto conosceremo le ultime 2 squadre che invece accederanno direttamente, per quanto riguarda la prossima stagione, nel campionato di eccellenza. Dopo questa brevissima pausa pubblicitaria voglio parlare di un torneo di calcio giovanile che si svolgerà ad Enna dal 5 all'8 di aprile, proprio durante la settimana della Pasqua. Tra l'altro bellissima attrazione per quanto riguarda la città di Enna. Un torneo giovanile ancora una volta interessante, proprio perché scenderanno in campo tantissimi bambini che sono il futuro, diciamolo pure. Eugenio, tu hai lavorato nei settori giovanili e sai benissimo quant'è importante veramente dare spazio già a questa tenera età. A questa tenera età è fondamentale intanto che si divertano.
Chiaro. E poi sì, sono fondamentali e lo stiamo vedendo comunque sia nel nostro calcio italiano si sta soffrendo, diciamo, la mancanza di talenti. Siamo costretti addirittura ad andare in Argentina a prenderli. Eh sì, guarda, non è un caso, perché l'altro giorno proprio leggevo, e sono d'accordo appunto su questo, in Argentina ancora giocano per le strade. In Italia è scomparsa quella tipologia di fame, è Sì, vero. non trovi più bambini che giocano per strada, È vero. che è, diciamo, la miglior scuola calcio iniziale. A proposito del torneo di Pasqua, sentiamoci anche l'intervista con l'organizzatore. Lavorando, come dici tu, a questo torneo che rispetto al 2019 siamo stati fermi per 3 anni causa Covid. Questa volta l'abbiamo allargato di più, nel 2019 fu con la partecipazione dell'Atalanta e era nazionale. Questa volta avremo anche una squadra maltese, quindi avremo l'autorizzazione della FIGC per un torneo internazionale. Più tutte le società, sono circa 16 società, categoria esordiente di tutta la Sicilia e possibilmente anche una calabrese, che al momento ci riserviamo di comunicarlo a breve. Speriamo che, diciamo, il tempo sia anche clemente, perché magari può essere che questa volta il tempo rispetto al 2019 sia ancora più importante. Ma abbiamo anche il torneo Pulcine che si farà al Generale Gaeta. Questo a Pergusa è intestato al nostro compianto cittadino e allenatore Enrico Greca, grande persona, di una grande umiltà. Mentre i Pulcine, categoria 2012-2013, si farà al Generale Gaeta, sempre negli stessi giorni, che quest'anno sarà dal 5 all'8 aprile. Si aprirà con un raduno il 5 aprile presso il Castello di Lombardia, che seguirà una sfilata di tutte queste società, che saranno una ventina, e andremo al Palazzo Chiaramonte, alla Sala Cerere, per la presentazione del torneo. Speriamo in una bella kermesse e lavoreremo anche per l'anno prossimo, che vogliamo che questo torneo diventi il torneo del centro Sicilia, perché siamo raggiungibili da tutta la regione Sicilia. Questa è la 9ª edizione, da quando abbiamo cominciato come progetto N-Sport 04 nel 2004, abbiamo fatto con questa la 9ª edizione, ed è fatta appositamente nel periodo pasquale per fare conoscere e apprezzare sia i monumenti, ma soprattutto la Settimana Santa, tra le quali la maggiore espressione della Settimana Santa è il Venerdì Santo, che si può dire che è uguale, questo ce l'hanno lasciato gli spagnoli, si fa la stessa processione, che poi è un funerale, anche a Siviglia. Cosa dire? Che questa manifestazione è anche patrocinata dal comune di Enna, con l'assessore Dante Ferrari, e poi anche la collaborazione del collegio del rettore delle confraternite ennese. E considerate che il Venerdì Santo tutti quelli che sono venuti negli anni precedenti, le società, hanno apprezzato lo sfilare di queste 16 società, che sono circa quasi 3.000 comprate, in un silenzio di quello meraviglioso. Speriamo che la città venga coinvolta, c'è anche un giro anche di economia, nel senso che verranno da Malta, verranno
da Reggio Calabria, da tutta la Sicilia, e quindi anche gli alberghi, i ristoranti e quant'altro sono considerate da questa piccola società, che siamo piccoli, abbiamo ripreso dopo 3 anni, però siamo anche ambiziosi. Siamo nella parte conclusiva della nostra puntata. Il nostro ospite Eugenio Lovito è stato un gradito accompagnatore della puntata odierna. Allora io ti auguro un in bocca al lupo, buon lavoro, non dimenticare che c'è anche la Coppa, tra l'altro. Assolutamente. Quindi anche tu dovrai giocare con l'intensità emotiva del tuo gruppo. Contro il Castelbuono, la prima l'abbiamo fuori casa lì ma ripeto, la partita più importante è questa di questa domenica. Giusto. Grazie ad Eugenio Lovito, allenatore dell'RSC Riposto. Noi ci fermiamo qui, concludiamo la puntata odierna e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, come al solito puntuali, mercoledì alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie a tutti per essere stati con noi.